Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia, di seguito i titoli più importanti del pomeriggio. In apertura la questione ponte sullo Stretto. È stato pubblicato oggi l'avviso di chiusura della fase di partecipazione dei cittadini alle procedure espropriative per realizzare l'infrastruttura. Era ubriaco l'uomo coinvolto nell'incidente che ha causato la morte di Davide Cutrupia, deceduto in uno scontro in Vespa a Calderà, nel Messinese. Il 49enne è stato arrestato per omicidio stradale. Tragedia in Piazza Verga, a Catania, dove un uomo di 75 anni è morto durante una lite con un giovane per la viabilità. Pare che l'anziano si sia accasciato a terra, a quanto pare colpito da un infarto. Ci spostiamo ad Altofonte, nel Palermitano, dove un ragazzo di 21 anni è rimasto folgorato da una scarica elettrica da 20.000 volt. È successo mentre in compagnia di alcuni amici si stava arrampicando su un traliccio dell'Enel. Ora è ricoverato in condizioni critiche. Chiudiamo con il meteo. Prosegue l'escalation di caldo africano in Sicilia. Catania e Caltanissetta sono tra le province più calde. La Protezione Civile ha diramato per domani un'allerta incendi arancione su tutta l'isola. E con questo è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30. Grazie per averci seguito, arrivederci.